Le nuove frontiere dell'oculistica. Sigla. Vi presento l'ospite, il dottor Marzio Chizzolini, che è un celebre oculista ed è il direttore del reparto oculistico di Campo San Piero. Ha esportato l'oculistica anche nel vicino ospedale di Cittadella e fanno parte, lui e la sua equipe, di quella grande famiglia della ULSS numero 6, che è la ULSS Euganea, che copre il bacino grandissimo di circa 1 milione di abitanti di tutta la provincia di Padova, ed è un reparto, quello che dirige, che è ad altissima produttività, oltre 68.000 consulenze ambulatoriali, prestazioni, chirurgia di altissimo livello, ed è conosciuto perché in tutta Italia è uno dei 2 reparti dei 3 cosiddetti esistenti, qualificati, ma uno dei 2 reparti che fa per esempio impianti del famoso, quello chiamato occhio bionico, cioè della retina elettronica, per far vedere a quelli che hanno perso totalmente la vista la sensazione luminosa, la percezione e la possibilità di adattarsi. Ecco, questa è una grande attività che è anche sociale, quella che fai, perché a parte il grande centro di Firenze sei il numero 2 in Italia per numerosità di interventi. E ti prego intanto di parlarci, ecco, di qualcosa di questo, poi parleremo di tutto un reparto oculistico, perché ovviamente devi fare di tutto, anche i neonati. Ecco, anche questo ti contraddistingue, perché sei uno dei pochi che fa la chirurgia del vitreo nel neonato, e quindi che bisogna, a parte conoscerle, anche farle. Certo. Ti ringrazio. Sì. Fondamentalmente, come tu hai anticipato, vorrei fare chiarezza su una cosa, cioè, siccome tante informazioni vengono date anche agli utenti, intanto diciamo che noi siamo il centro di riferimento per il Veneto, per la regione Veneto, e anche per il Friuli Venezia Giulia e il Trentino, per i pazienti affetti da una malattia degenerativa, malattia rara, congenita, degenerativa della retina, che si chiama retinite pigmentosa. Quindi abbiamo un bacino d'utenza molto ampio e la nostra peculiarità è quella di fornire inquadramento clinico, consulenza, certificazione di malattia rara per tutti questi pazienti, e quindi anche di supportarli nella terapia, sia chirurgica che medica. E in quest'ambito naturalmente il nostro interesse era quello di poter fornire il massimo a tutti i nostri pazienti, e finiti i trials internazionali per l'FDA e per il marchio europeo, abbiamo chiesto alla Regione Veneto di poter fare uno studio di effettiva qualità degli impianti e di monitoraggio post-marketing. Quindi in Italia a tutt'oggi, a parte le informazioni un po' che vengono date a spot sulla stampa, in realtà gli unici centri che effettuano questo tipo di interventi, come dicevi tu, dell'occhio bionico, sono 2, anche se sono Firenze, al Careggi col professor Rizzo, e Campo San Piero. Sono stati impiantati, è stato impiantato anche 1 o 2 protesi a Milano, però è una cosa spot, non... Ecco. Quindi questo è per chiarezza, per cui tutte le informazioni che anche i pazienti dovessero sentire... Cioè anche a Napoli è un centro di studio, però non sono ancora operativi. Sì, esatto. Allora i centri, noi facciamo parte di una rete europea, di cui tra l'altro penso che anche la Regione Veneto sia fiera, per le malattie rare della retina. Stiamo parlando solo della retina. Di questa rete europea fanno parte solo 3 centri in Italia. Uno è l'ospedale Careggi con l'Università di Firenze, uno è l'università più grande d'Italia, che è la Federico II di Napoli, e poi c'è il centro di riferimento per la Regione Veneto, che è a Campo San Piero.
Quindi questo ci inorgoglisce, perché c'è stato anche un riconoscimento della qualità anche scientifica del nostro operato e dei nostri collaboratori. E noi ci avvaliamo specialmente del professor Parmegiani, che è stato nostro consulente fin dagli albori della nascita di questo centro, che adesso è professore associato all'Università di Ferrara e che continua a collaborare con noi. Quindi siamo in contatto con tutte le varie associazioni di pazienti, eccetera. Praticamente questi sono pazienti che non vedono più. Questi sono pazienti affetti da questa malattia degenerativa che alla nascita erano pazienti che vedevano, che hanno sviluppato una visione corretta, ma che con l'età hanno perso le cellule che traducono la luce in un'immagine, in un impulso elettrico che dà le informazioni poi al cervello. E quindi bisogna bisogna bypassare queste cellule che non riescono più a tradurre il segnale. Allora in questa malattia sono queste cellule che degenerano, però c'è ancora una persistenza abbastanza buona della via nervosa che va al cervello, per cui bypassando queste cellule e stimolando direttamente la via nervosa, il paziente riesce a percepire delle informazioni che riesce a reinterpretare come immagini. Proprio perché prima aveva già memorizzato delle immagini a suo tempo. Questo però vuol dire che le indicazioni a questo tipo di intervento sono indicazioni molto ristrette, quindi pazienti che hanno questo tipo di degenerazioni, se non questa anche altre, ma che hanno però perso totalmente la loro capacità di visione, sono diventate completamente cieche, perché la qualità dell'immagine che il paziente può ricostruire attraverso questo sistema non è certamente comparabile anche a quella di una ipovisione normale. E d'altronde non si possono mettere in pazienti che hanno invece delle gravi patologie oculari che impediscono poi che portano poi alla distruzione invece delle vie nervose stesse, per cui il glaucoma, che tu ben sai, è una malattia che le fibre nervose invece vengono colpite alle fibre nervose. Quindi degenerano. Ecco, quindi non esiste più il cavo attraverso cui l'informazione può essere portata al cervello. Abbiamo un filmatino, per esempio. Sì, questo è il filmato se volete portare, quello della Second Sight, che è la casa produttrice del sistema elettronico, in cui possiamo evidenziare, se possono partire le immagini. Spero che la regia ci manda l'immagine. Praticamente il paziente indossa un occhiale che ha una telecamera al centro. Ecco, questa telecamera invia il segnale attraverso questo cavo a un computerino, un hardware che il paziente indossa a livello della cintura e questo segnale viene interpretato dal computer dopo che è stato settato, ma dopo ti spiego come, e rinviato a questo trasmettitore appoggiato sempre sugli occhiali. Da lì, wireless, le informazioni vengono mandate a questa batteria, diciamo, a questo cavo, che entrando poi dentro nell'occhio va a stimolare con questi microchip elettronici le fibre nervose della retina proprio al centro della macula. Quindi, e lì poi il nervo ottico le sente. Le trasmette, come puoi vedere, alla corteccia visiva. Nell'area ottica della corteccia. E quindi possono reinterpretare. Naturalmente il campo visivo è molto ristretto. Però riescono a fare qualcosa. Devono imparare. C'è una signora, per esempio, che tu hai fotografata, che è venuta a controllo. Possiamo vedere questa signora che dice che riesce a muoversi e a vedere la porta e camminare? A casa ho provato da utilizzarlo. Questa è una intervista estemporanea che ho chiesto alla signora se poteva essere ripresa e lei ha consentito. Dove devono uscire, faccio tutto, preparo la tavola, faccio i contorni, guardo i contorni dei quadri. Questo era una visita di controllo, no, di esercizio. L'intervento possiamo anche chiudere. Da quanto tempo è passato? 3 mesi. 3 mesi. Ecco, brava questa signora. Quindi ecco, ci vuole un grande training. Ringraziamo che la signora che ti ha dato il permesso di riprenderla. C'era questa grande
La capacità di poter migliorare la qualità della vita. Esatto, naturalmente sono pazienti che, avendo visto, riescono a reinterpretare il segnale che gli arriva. Sì. Capito? Perché si tratta di chiaroscure, di linee che che i pazienti combinano e, muovendo la testa, fanno come una scansione di quello che stanno vedendo e capiscono di che cosa stanno vedendo. Addirittura loro non riescono... non vedere e il vedere almeno delle cose. Per esempio, ho una paziente che in base alla diversa intensità riesce, se gli presenti delle mele di colore diverso, lei non vede i colori, però avendo una diversa intensità di grigi nella cosa, riesce a capire qual è la gialla, qual è quella rossa, per dire, capito? Ecco. Importante anche questo. Perché deduce e, avendo visto in precedenza, sa interpretare i segnali. Senti, ridare la possibilità di avere una qualità di vita perlomeno autonoma, almeno in casa, eccetera, proprio di autonomia, perché non accompagnati è molto importante. Il neonato, per esempio, ci sono i neonati che nascono con una patologia particolare vitreoretina, che tu fai le vitrectomie. Sono ben pochi quelli che fanno le vitrectomie nel neonato. Sì, è vero. Parlaci un attimo di questa attività. Allora, questa è un'attività molto ristretta, diciamo, molto particolare, perché ci sono pochi centri in Italia che hanno i chirurghi vitreoretinici con le competenze per poter operare a livello di retina, di vitreoretina, con una perizia su occhi piccolissimi, tra l'altro, quindi con micromovimenti, combinati poi alla presenza nello stesso luogo di un reparto di patologia neonatale che possa gestire questi bambini di 1,5 kg, 2 kg al massimo, perché si tratta di bambini nati alla 25esima settimana, per cui si tratta di bambini che vengono operati prima delle 30 settimane, perché quando parte la retinopatia del prematuro c'è una proliferazione rapidissima nei giorni seguenti, per cui bisogna essere pronti ad intervenire. E quindi stiamo diventando anche un centro di riferimento anche per centri lontani, d'urgenza, per questo tipo di cose, grazie anche al nostro reparto sia di patologia neonatale sia degli anestesisti, del gruppo di anestesisti. Da quanto lontano ti arrivano? Di solito sono delle regioni limitrofe. Regioni limitrofe, sì. Però bisogna agire subito. Insomma. E comunque il fatto di avere una pediatria così ben preparata, in contatto anche con gli altri reparti molto grossi, ci permette poi di trattare naturalmente anche tutte le altre patologie oculistiche dell'infanzia, senza nessun tipo di problema, perché se operiamo quelli molto piccoli, a maggior ragione quelli un po' più grandi non c'è. Il tuo reparto fa 4.000 cataratte l'anno, che poi non è l'attività principale, è una delle tante attività, però per voi di routine. È l'attività più, diciamo, standard per un'attività di reparto di oculistica. No? Ma per quello ho parlato di nuova frontiera. Infatti noi veniamo tarati anche sul numero di cataratte dalla regione che ogni reparto fa. Però la regione non può tarare solo le cataratte, perché se tu fai le retina, le vitrectomie e fai tanti altri tipi di interventi, viva Dio, insomma... Però i tempi d'attesa ce li monitorizzano. Però intanto la politica monitorizza la cataratta, perché è la patologia più comune. Devo dire che abbiamo avuto una sponda sia nell'amministrazione, adesso con il dottor Scibetta, prima con il dottor Benazzi, sia a livello regionale, molto attenta. Adesso tu avrai dei laser super potenti. Infatti in quest'ottica è di questi giorni che l'installazione di un nuovo laser a femtosecondi, anche per la chirurgia sia della cornea che della cataratta. Noi da sempre abbiamo i laser ai cimeri, sai, per la chirurgia dei difetti visivi. Adesso abbiamo acquisito anche questo femtolaser per la cosiddetta femtocataratta. Sono pochi i centri che ce l'hanno anche nel Veneto, e questo serve soprattutto sia per noi per la chirurgia anche delle cataratte congenite, per standardizzare per questi piccoli bambini le procedure,
sia in gnocchi particolarmente difficili il fatto di poter operare a bulbo chiuso, fare una gran parte dell'intervento, può essere un aiuto molto importante. In più ci porta ad essere al top anche nella chirurgia della cornea, quindi con i trapianti lamellari a tutto spessore, perché con questo tipo di macchina possiamo modulare perfettamente il tipo di taglio, farlo a S, farlo come vogliamo a seconda della patologia che dobbiamo affrontare. Parlami della chirurgia per la quale io ti ho conosciuto tanti anni fa, perché eri già bravissimo da giovane, la vitreoretinica normale, quella di routine, diciamo. La chirurgia più semplice e più comune, diciamo, che fa da contraltare alla chirurgia della cataratta, è la chirurgia della macula, delle membrane epiretiniche che crescono sulla superficie della retina e ne modificano la struttura anatomica. Qui si dividono in due grossi tipi di malattie. Uno si chiama membrana epiretinica o Packer e l'altro secondo invece è il foro maculare. Ecco, il foro maculare è uno stadio di trazione antero-posteriore, per cui il vitreo, non riuscendosi a staccare dalla retina, come avviene normalmente con l'età, tira la parte centrale della retina e crea proprio un foro al centro, con un drastico calo della vista, e lì l'unica possibilità che si può fare è quella chirurgica di andare a rimuovere la gelatina che ha fatto questa trazione sulla retina e pelare il primo strato della retina, che si chiama limitante interna, in modo da ridurne la rigidità e accollare i bordi per poi farli riappianare. E questa è la chirurgia della macula, la chirurgia maculare, che è la chirurgia più diffusa. E poi c'è tutta la chirurgia invece della retinopatia diabetica. Ci sono dei casi purtroppo devastanti anche ultimamente dei pazienti diabetici, perché tu sai che essendo una patologia su base ischemica, il diabete porta a una mancata irrorazione di alcuni distretti della retina e c'è una risposta abnorme dell'organismo con una proliferazione di vasi in sostituzione di queste aree ischemiche. Quindi là ci creano dei cordoni ditrattivi, dei distacchi di retina bruttissimi che trovano la loro risoluzione solo con la chirurgia vera e propria. Questa è una chirurgia molto complessa, ma che ultimamente con le nuove tecnologie, con i nuovi sistemi microinvasivi, eccetera, eccetera, hanno una risposta molto più attiva. Quanti ne fate di questi? Perché voi ne fate diversi di questi. Sì, noi probabilmente come ospedale pubblico del Veneto siamo ai vertici, insomma. Ecco, e facciamo, tra i primi, facciamo più di 700 interventi all'anno, quasi 800. E è una bella sfida adesso. Perché molto spesso in questi casi purtroppo i chirurghi che possono fare questo tipo di chirurgia non sono molti. Non sono tanti. Non tutti sono portati quelli della tua equipe, vero? No, è una chirurgia molto difficile, quindi bisogna essere all'interno di un'equipe dove si è sempre fatto per poter crescere lentamente, perché chi si improvvisa a fare in alcuni casi qui operate anche d'urgenza in pratica. E poi tutti i distacchi di retina, che è la podologia in un soggetto normale, la patologia un po' più pericolosa che c'è nell'occhio, perché è il tessuto nervoso dell'occhio che si stacca, cioè non la cornea che puoi cambiare o il cristallino che cambi, ma è la retina e la parte nervosa dell'occhio. Quindi quella dobbiamo mantenerla, dobbiamo aggiustarla. Io lo dico per i telespettatori, tu sei esperto nella chirurgia posteriore dell'occhio, perché la gente pensa sempre alla cataratta. La cataratta è una visione anteriore dell'occhio, ci si arriva. Lui opera dietro, ecco, quindi cose importanti. Scusami, va. E quindi sono patologie che prima le tratti meglio è. Più il risultato è migliore, quindi dobbiamo riuscire a farle, sono considerate le urgenze. Senti, la tua giornata quante ore ha? Di 24 come tutti? Sì, insomma, anche di più. Non faccio l'eroe, insomma, lavori tanto. Lavoro tanto, Lavori più che altro lavoriamo a ritmi molto serrati per poter fare il massimo. Ecco. E anche perché poi avete bisogno di non solo dare delle consulenze ambulatoriali e screenare i pazienti, perché l'attività di ricovero e cura in sala operatoria è una cosa, ma tutto il resto è... Sì, noi siamo sempre aperti, sempre aperti anche ai colleghi
colleghi degli altri ospedali che magari ci prendono come riferimento, per cui loro sanno che se, come lo specialista esterno, che se hanno qualche problema, o specialmente di vitreoretina o altro, loro sanno che mandando un colpo di telefono, mandando i pazienti, quindi non ci sono vie burocratiche istituzionali che si possono, dobbiamo percorrere altre vie per le urgenze, per dare una risposta più immediata, e questo dipende dalla disponibilità mia e dei miei colleghi. Insomma. Questa è una bella cosa, quindi fai da riferimento ovviamente alle oculistiche che hanno delle patologie così complesse, per le quali voi siete sempre pronti. La Regione Veneto ti viene dietro? I finanziamenti sono a sufficienza per le macchinari e tutto? Beh, i finanziamenti non sono mai a sufficienza, però devo dire che c'è stato un grosso sforzo da parte della Regione. Il segreto è stato quello di assicurare i risultati, mostrarglieli e loro, il politico giustamente, l'amministratore, ci hanno dato poi la controparte, quanti anni la soddisfazione. È che sei lì adesso? Adesso sono 9 anni. 9 anni che sei a Campo San Piero. Prima ho fatto facente funzioni a San Donà di Piave, e prima che ero con il dottor Beltrame, e a San Donà di Piave eravamo arrivati a essere il centro di riferimento per la vitreoretina. Adesso Beltrame è andato fuori regione? Beltrame è fuori regione, è in Friuli, a Pordenone, a casa sua. E poi quindi io ho fatto il facente. È una bella scuola quella di Beltrame. Lui è stato uno dei primi. La mia fortuna è stata di aver lavorato con lui dall'inizio, per cui tuttora ogni anno facciamo insieme un congresso che è riconosciuto a livello nazionale, si chiama What's New, e una volta lo facciamo a Pordenone, una volta lo facciamo a Padova. Quest'anno verrà fatto a Padova con la chirurgia in diretta dalle sale di Campo San Piero, e anche quest'anno avremo dei chirurghi internazionali molto importanti che verranno giù, oltre a tutti. Non siamo riusciti a scaricare quella famosa fotografia con uno dei maestri mondiali dell'oculistica con te in sala operatoria, quindi fidatevi, cari telespettatori, perché per motivi tecnici non sono riuscito a trasmettervela. Allora, intanto ti ringraziamo per essere stato qui. Abbiamo dato informazione, perché questo è lo scopo di questa trasmissione, di qual è la nuova frontiera dell'oculistica di tipo avanzato, perché tu hai tante frontiere, ma c'è anche quella avanzata. Ecco, mi spiace che abbiamo parlato solo di alcuni tipi di interventi, perché ne fai tutti, non delle terapie usuali, altre cose, perché il tempo è quello che è. Esatto. Allora, intanto ringrazio Marzio Chizzolini per essere stato qui a parlarci di tutto questo, ma soprattutto vi abbiamo dato l'informazione di dove sono questi signori che lavorano a tutto campo per la nostra salute. Ringrazio Chizzolini e a voi alla prossima. Grazie.